ben 13 selezioni provinciali Under 14 provenienti da Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, nell'appuntamento più importante dell'anno per la categoria ragazzi. È il trofeo delle province trivenete, organizzato dal Veneto a Belluno, città che ha ospitato a febbraio anche il trofeo delle province venete indoor. È una tradizione ormai che è più che ventennale, che vede il comitato regionale organizzare questo incontro a livello di categoria ragazzi, quindi un momento della promozione dell'atletica, aperto oltre che alle province del Veneto anche a Trento, Bolzano e alle province del Friuli. Abbiamo fatto quella indoor a marzo perché abbiamo un impianto che si confà. Ripetiamo la prova più importante ancora qui all'aperto, purtroppo il tempo non ci ha aiutato per niente, però cerchiamo di fare il meglio possibile, insomma, come organizzazione. I ragazzi sono splendidi perché loro si divertono, danno i risultati, è molto bello lo stesso in tutti i casi. Ed infatti nell'atletica leggera si gareggia pressoché sempre. A maggior ragione lo si è fatto a Belluno, con i genitori, telefonino alla mano, sotto la tribuna a filmare di tutto e di più, ed i ragazzi sotto la pioggia incessante e con il termometro che segnava 15 gradi a saltare, correre e lanciare senza sosta. È bello vedere anche la passione che ci mettono. Corrono in situazioni veramente difficili, però vengono anche risultati di valore. Questo sicuramente è un merito loro, però l'importante è che si appassionino e che rimangano sui campi dell'atletica il più a lungo possibile. Questa è una manifestazione molto sentita da questi ragazzi alla prima esperienza con l'atletica e seguiti molto anche dai familiari. È una festa per i ragazzi di questa categoria. Tempi e misure alla mano, i migliori risultati tecnici sono stati quelli della bellunese Maddalena Menegardi, prima nella marcia da 2 km con 10 minuti e 41, e del padovano Gemal Furlani, più veloce di tutti nei 60 ostacoli con 8 secondi e 6. Al trofeo delle province trivenete è però la squadra a vincere. La rappresentativa di Treviso ha collezionato il miglior punteggio vincendo le staffette e facendosi trascinare, fra le altre, da Marie Quam nei 60 piani e da Anna Tronchin nell'alto. Al secondo posto la rappresentativa di Vicenza sul gradino più alto del podio in molte gare come quella del Vortex con Moresco, atleta che vediamo nelle immagini. Al terzo posto Verona. Nella categoria ragazzi non è però il risultato il fine ultimo dell'attività sportiva. Dobbiamo far sì che le società capiscano il messaggio che l'atletica deve avere una connotazione preeminentemente ludica, quindi momenti anche agonistici, ma sempre in un contesto ludico, in un contesto gioioso. Ormai è una cosa che viene sfatata da più parti, anche a alti livelli, ormai si specializza sempre meno e si tende a creare il divertimento più che la prestazione, la smania di prestazione. A questo proposito esiste il trofeo giovanile che il Comitato Regionale Veneto assegna ogni anno al miglior atleta, categoria ragazzi, che si distingue in almeno 5 specialità. Poi un giorno ci si specializzerà, si raccoglieranno i risultati, si diventerà tecnici o magari sponsor come Mauro Favretti, nuovo partner dell'atletica bellunese con la sua Firex di Sedico. Ho fatto il primato italiano cadetti negli 80 piani nel, diciamo, ormai lontano 94 con 8,80. Temo sia stato ormai abbattuto, ma io me lo porto dentro come risultato. Viene comunque da un lavoro di tanti anni e questa è una cosa importante che questo sport insegna, che bisogna fare fatica e poi i risultati arrivano, ma senza la fatica non si ottiene niente, non ci sono arbitri, non ci sono scandali che tengano, bisogna solo fare fatica.